saluto ai nostri amici telespettatori. Oggi è nostra gradita ospite Anna Degano, che è psicoterapeuta ed è presidente di Aspic del Friuli Venezia Giulia. Con lei parliamo di una serie di iniziative che si svolgono sul territorio, tutte iniziative mirate praticamente a ricreare questa sorta di socializzazione, a far risvegliare nelle persone la voglia di stare insieme. Intanto la salutiamo, buongiorno, grazie. Buongiorno per essere a te. qua. Ecco, abbiamo Buongiorno detto, a te, no? C'è questa necessità adesso di ritrovare se stessi. Un po' tutti usciamo da questi periodi in cui siamo rimasti chiusi in casa, non abbiamo potuto mantenere i contatti o perlomeno i contatti dal vivo, no? In un certo modo. Quindi c'è questa necessità anche di riscoprire se stessi, di ritrovare, cioè di trovare noi stessi in una nuova dimensione. E quindi che cosa si può fare? Al di là di questi incontri dei quali parleremo dopo. Isabella, hai detto una cosa importante. Abbiamo la necessità di metterci in relazione. Siamo stati isolati. L'isolamento di per sé non è negativo, se è situazionale e soprattutto se è scelto. In questo caso invece è stato obbligato, sì. Per cui l'uomo, l'essere umano, che è un animale relazionale, perché è proprio nella relazione che lui si sente attivo, è nella relazione che lui si arricchisce, e ricordiamoci sempre che da una relazione si nasce, va alla ricerca disperata di questo contatto, è assolutamente un movimento sano e naturale. Andare verso l'altro, Isabella, significa riprogettare. Quindi la parola chiave di oggi è proprio questa, riprogettazione e anche speranza, perché il contatto con l'altro dà a noi la possibilità di non sentirci soli, di condividere le fatiche, di essere più leggeri, di iniziare proprio a riprogrammare qualcosa di nuovo. È un contatto che, anzi mi verrebbe da dire, la cui somma fa 3 e non 2. E quindi già in questo noi entriamo in una dimensione proprio di appartenenza e anche di ripensabilità, non solo personale, ma anche professionale, perché questo è stato un periodo faticoso anche dal punto di vista professionale. Il lavorare a casa, l'essere costretti a lavorare a casa, che da un lato ci, tra virgolette, affascinava lo stare a casa, la libertà, dall'altro alla fine ci siamo resi conto che la mancanza di contatto significa anche mancanza di confronto professionale e quindi anche impoverimento. Però adesso, in cui, non so, in questo periodo in cui si può essere più liberi, non si può uscire, bisogna anche stare tanto attenti. Quindi voi avete pensato a una serie di iniziative che però mantengono in un certo qual modo le distanze, quindi riservate a dei gruppi ristretti. Hai toccato un tema altrettanto importante. Perché che è quello... puoi uscire, puoi muoverti, però devi comunque mantenere una certa distanza con le persone. Sì. Non puoi darti la mano. Vero. E quello è già un segnale che ti deve far riflettere. Sì, che il contatto fisico tante volte aiuta, no? Una stretta di mano. Sì, ti rimando un aspetto, è vero, tante volte aiuta, allo stesso tempo, ti dirò, nella società di ieri, mi viene da dire, quella pre-Covid, non c'era il confine. Paradossalmente eravamo tutti fin troppo vicini. Isabella, una relazione che funziona è una relazione che ha bisogno di confini. Pensa a tutto il tema delle regole, anche nell'educazione. Sì. Il confine noi lo avevamo perso. Questa pandemia ha riportato il tema del confine come protezione. Sto pensando a questo vetro sì, al plexiglass che abbiamo. Ma pensa a quanto io in questo momento, se dovessi ascoltarmi, sento proprio il desiderio di spostarlo. Cosa vuol dire? Che la distanza fa rinascere il desiderio, Isabella. Quindi un po' di distanza ci sta, cioè la prudenza. La prudenza che in questo caso è obbligata, è faticosa, è sancita dalla norma. E che quando le cose ti vengono imposte è chiaro che le accogli in maniera diversa. Bravissima. No? Sì. Non è la stessa cosa, come se le dovessi scegliere tu dovessi scegliere tu di assumere certi atteggiamenti. Quando ti sono imposti è diverso.
Questo è l'obiettivo, Isabella, cioè quello di riuscire a scegliere noi, anche a rimparare a mettere i confini e iniziare a scegliere anche quando dire di no. Come vedi, sto facendo una riflessione anche su un altro piano, quindi non è solo la regola, ma quanto il tema della regola diventa importante nella nostra vita, nella qualità della nostra vita, e riuscire ci porta a scegliere. Se io non ho confini, non scelgo, subisco. Parliamo degli appuntamenti, Sì. perché il tempo stringe, no? Il tempo corre, rischiamo di non riuscire a evidenziare le iniziative alle quali avete pensato proprio per ricreare, Verissimo. no, Verissimo. questa socialità. E parliamo degli eventi, a parte luglio, va bene, abbiamo già cominciato, e avete cercato sempre di creare, di organizzare eventi in aree verdi, in mezzo al Sì, verde, perché il fatto sì. stesso, no, di essere in mezzo al verde ti dà questa sensazione di libertà, già lì è occasione per riflettere. Quindi avete cominciato con i bagni di gong, il bagno di gong e le campane tibetane. Abbiamo scelto il contesto esterno Sì. per Mulino Braida, no? sì, il Fate, Mulino sì. Braida del comune di Talmassons, anche se della regione, è gestito dai 4 comuni, Bertiolo, Castillon, Segonars, Sì. oltre che a Talmassons. Perché? Perché il contatto, giustamente come dici tu, con la natura permette proprio di riprendere contatto con la nostra potenzialità, la nostra fisicità, le nostre risorse. Quindi, e oltretutto è un contesto all'aperto, quindi sano, salubre, mi viene da dire. L'altro aspetto è il locale. Abbiamo scelto di attivare questa linea, che è quella di rivalorizzare il nostro locale. Da una società del globale ripartiamo dal nostro locale, ripartiamo da un'intimità sana e dal piccolo gruppo che richiama il gruppo familiare, che è un gruppo che protegge. In effetti e che adesso sa... c'è la riscoperta del proprio territorio. Bravissima. Ci voleva la pandemia per Bravissima. riscoprire quello che abbiamo dietro l'angolo di casa nostra, in sostanza. Assolutamente. Prima E- l'avevamo perso di vista. Vero, il globale ci porta a sognare altrove e non a valorizzare ciò che abbiamo. Abbiamo delle cose stupende, ma Sì. proprio all'interno dei nostri comuni, ed è quello che Aspiche vorrebbe fare, quello di lavorare con il territorio. Portiamo avanti la psicologia di comunità, che ha proprio come missione quella di valorizzare e comprendere che le risorse sono, come dicevi tu, dentro di noi, quindi dentro il nostro paese, dentro la nostra famiglia. Lì abbiamo i nostri sistemi di autoregolazione e le risorse anche per superare le difficoltà. Questo vuole essere identità. Dentro di noi il nostro comune parla di identità, il nostro territorio. Quindi attraverso il nostro territorio, il contatto proprio anche fisico con il nostro territorio, sicuramente possiamo superare questa, come dire, questa trasformazione epocale. E quindi anche questo lutto grande rispetto alla società di ieri e questa difficoltà a 360 gradi permette la ripensabilità e, come dicevo prima, l'hopefulness, tradotto la speranza, no? Cioè la speranza di poter andare oltre. Le tematiche sono legate all'autostima, Sì. quindi lo sviluppo di quella che è la capacità di dare valore a noi, l'autostima è dare valore a noi stessi e alla nostra identità. Molte attività purtroppo professionali si sono chiuse, quindi è un messaggio di speranza nel riprendere anche a valutare altre parti di noi per ripensarsi professionalmente, magari non da soli. Il piccolo gruppo, dicevo prima, crea comunque appartenenza e forza. Poi ci sono tutte queste tematiche olistiche legate allo yoga, alla meditazione, l'ayurveda, che permettono anche la presa di contatto con altri aspetti di noi, che sono la spiritualità, l'intimità, che sono le energie. Noi siamo esseri umani integrati, l'obiettivo è proprio integrare. Per integrare dobbiamo riconoscere che siamo mente, corpo, cuore e spirito. Poi si parla anche narrazione, c'era una volta, Sì. è importante ricordare, Bellissimo. è importante non dimenticare. Non dimenticare e condividere. E Narrare vuol dire condividere, sì. iniziare a ricordare, scrivere e anche socializzare questo ricordo. Quindi, come una volta si faceva nelle corti, no, dei nostri paesi, le persone si trovavano la sera, si sedevano anche nelle piazze proprio per raccontarsi. Raccontare significa ascoltarsi, significa riconoscersi, significa anche, come accennavo prima, condividere le fatiche, i pesi e diventare anche saggi. Essere persone di saggezza che possono condividere la loro storia e insieme fare problem solving, una volta lo facevano già naturalmente, e trovare delle soluzioni
e uscire dal nostro intrappolamento dell'isolamento obbligato. Però a volte ti dicono, no, è inutile ricordare il passato lo devi gettare dietro le spalle. Non è vero? Non è vero, questa è la cultura, posso dirlo, la cultura americana, noi siamo europei, ricordiamoci sempre, e siamo in particolare friulani, quindi le radici sono importantissime, le radici non sono funzionali se ci condizionano, se non ci permettono di creare nuove radici, ma le radici in sé sono parte del nostro background, delle nostre fondamenta e soprattutto servono a quel processo che ci porta e ci rende diversi, ripeto, dagli americani, che cambiano, quindi buttano, perché nel cambiamento, il cambiamento il gettare, il buttavie, noi invece trasformiamo. Gli europei hanno la capacità di valorizzare la storia e attraverso la storia di valorizzare le nostre identità, le nostre risorse per andare verso un'identità nuova e sicura. Guardavo negli appuntamenti che tra l'altro saranno fino al 28 luglio, anche oltre a una repetita come il bagno di gong e le campane tibetane, il massaggio in famiglia. Abbiamo avuto un ospite in trasmissione, sì, con il massaggio in famiglia, che può essere di grande aiuto. No? Di grande aiuto e soprattutto innovativo. Il massaggio in famiglia porta con sé il contatto, la ripresa del contatto, perché oggi non parliamo neanche da una stanza all'altra perché usiamo il cellulare. Il contatto è la vita, è la nascita e l'energia. E quindi il contatto tra figli, con i figli e anche nella coppia. E anche tra genitori e figli, bellissimo. Siamo arrivati al termine della trasmissione, ricordiamo il numero di telefono 320-1941-125 per prendere appuntamento, perché soltanto prenotando si può partecipare a questi gruppi, a queste iniziative di gruppo organizzate appunto da Aspic insieme alle amministrazioni locali. Perfetto. Non posso fare altro che ringraziare Anna Degano, che ricordiamo essere presidente, psicoterapeuta e presidente di Aspic del Friuli Venezia Giulia. Grazie per essere stata con noi, grazie ai nostri amici telespettatori. L'appuntamento con Salute Family, Salute e Benessere è per martedì prossimo, sempre alla stessa ora. Arrivederci.